Nonostante il titulus rimandi alle più antiche pievi della diocesi, la prima citazione della chiesa di San Giovanni Battista di San Fior risale al documento del 1074 riguardante la sua cessione al patriarcato di Aquileia. Della chiesa quattrocentesca resta il presbiterio con affreschi, tra cui il frammento di un intenso volto di San Giovanni Battista riscoperto con i restauri del 1998. L'attuale edificio, che incorpora il vecchio in una comunione di fede ed arte senza soluzione di continuità, è stato progettato da Vincenzo Rinaldo, che lo disegnò in direzione sud-nord. Il perno prospettivo e cromatico dell'intero edificio spetta al celeberrimo politico di Giambattista Cima da Conegliano. Racchiuso entro una cornice neorinascimentale, è formato da 5 pannelli e da una predella con formelle narranti il martirio del santo patrono. Al centro dell'intero complesso vi è il pannello del Battista, attorniato dalla rispettosa corona dei santi titolari delle cappelle filiali. Il disegno magistrale, l'espressione pacata dei personaggi e l'incantevole paesaggio schiettamente veneto fanno di quest'opera la testimonianza suprema dell'orgoglio e della devozione degli antichi parrocchiani. L'acquasantiera risale al 500, mentre sul più antico fonte battesimale sono leggibili gli stemmi del patriarca Tommaso Donà e del pievano Francesco Sanfiori. Degno di nota è un crocifisso di drammatica suggestione attribuito ad Andrea Brustolon. Una cappella dall'atmosfera aulica ospita le spoglie della beata Maria Pia Mastena, fondatrice delle Suore del Santo Volto, congregazione dedita a poveri e ammalati con lo scopo di ristabilire l'immagine di Gesù nelle anime. Addossato all'abside si può ammirare il bell'altare barocco di marmi policromi di San Gaetano, ora dell'Assunzione, con la pala di Anna Maria Trevisan,